lo dico subito, diciamo che sì, abbiamo discusso assieme io e Michaela sul titolo da dare a questo lavoro e alla fine il titolo praticamente l'ha scelto lei, perché la mia idea era diciamo un po' più drammatica, nel senso che io l'avrei chiamato anche Catene, per esempio, ma già era comunque un titolo già oggetto di altre opere ben più importanti. E comunque il concetto era proprio questo, il sentirsi in qualche maniera inevitabilmente risucchiato alle proprie origini, e quindi era un discorso di esaminare il percorso, il perché, il come, alla fine di tutti questi sentieri, diramazioni varie, il cerchio si era chiuso con questo tornare a occuparsi della propria storia originaria. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, il titolo che poi Michela ha partorito sicuramente diciamo, coniuga bene il percorso e la trama di questa storia. Ci sono dei momenti in cui che sono poco definiti, no? Rispetto a che cosa finiva rispetto a quello che io ascoltavo da Ernesto e che cosa cominciava quando io poi mi mettevo a scrivere praticamente. È chiaro che tutto questo veniva sempre suggerito da lui, nel senso che io sono stata in ascolto facendo anche ovviamente domande per diversi mesi. Rispetto al titolo, diciamo che viene da alcune immagini, a me lo hanno suggerito alcune immagini. Una era l'immagine, il racconto che c'è anche in uno dei paragrafi del viaggio fisico che lui faceva per recarsi in campagna. Che era uno dei primi paragrafi e uno dei racconti più lunghi, su cui lui è stato precisissimo, malgrado fossero dei racconti che risalivano alla sua infanzia. Quindi questa era molto forte, queste immagini erano molto forti per quanto mi riguardava. E l'altro era quello, come ha detto Ernesto, proprio un viaggio metaforico, nel senso che alla fine dopo queste deviazioni, queste diramazioni, io sentivo fortemente che, e anche lui immagino, che il ritorno era in questa Pizzenti, no? In questa casa del nonno, del padre, in questa casa di famiglia. E quindi rappresentava, per quanto mi riguarda, rappresentava anche questo, un viaggio metaforico anche, diciamo, della mente, che alla fine è anche fisico, che ritornava lì, che ritornava, diciamo, alla casa, diciamo, della famiglia. Ecco, questo in questo senso è stato suggerito ovviamente dai racconti di Ernesto, e quindi anche se lui non lo sa, insomma, in realtà l'ha scelto lui. Allora, io quello che vi voglio fare capire per comprendere bene il rapporto che si è instaurato con Michaela, devo fare una premessa. Io Michaela l'ho conosciuta in questa occasione, nell'occasione della scrittura del libro, e mi era stata segnalata da una mia amica, era un'amica anche quella molto recente, ma prima io Michaela non l'avevo mai incontrata. Diciamo che il legame si è venuto a costruire man mano che io parlavo, perché mentre, diciamo, durante i primi incontri, i primi giorni delle interviste, lei si comportava in modo abbastanza professionale, ci mancherebbe altro, da brava sceneggiatrice, però stava lì a ascoltare e non è che venisse coinvolta più di tanto, ma più la storia andava avanti, più vedevo che lei andava calandosi nella storia vera e propria, nel senso che si incuriosiva, si emozionava, allora vedevo che gli occhi cominciavano a brillare, perché evidentemente era una storia che l'aveva presa. Io ho sempre ritenuto la mia vita che potesse essere rappresentabile secondo un elettrocardiogramma uguale. C'è un asse mediano e poi ci sono una serie di picchi, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra, sotto.
che da un lato è meraviglioso per uno come me che ama il dover comunque provare emozioni, dall'altro cioè, può essere un po' pesante, un po' rischioso, un po' faticoso. Diciamo che la somma delle aree positive e delle aree negative poi alla fine della vita risulta positiva. Anche se concordo con lei che un equilibrio tra la gioia e il dolore, tra la felicità e il dramma, bene o male c'è, perché per fortuna è stata molto, molto varia, ma è nella rappresentazione che poi alla fine esce fuori, diciamo, la teatralità, ecco, di questa storia. E in questa rappresentazione la grande capacità è stata quella di Michaela di riuscire a trasmettere alcune emozioni, tant'è vero che voi siete state prese da questa storia, che non è soltanto un resoconto storico delle cose che sono avvenute, ma credo che sia riuscita a trasmettere gli odori, sia riuscita a trasmettere realmente le sensazioni che io trasmettevo a lei mentre raccontavo la mia vita. Anche perché certe volte ci mettevo talmente tanta foga, talmente tanta rabbia in determinate cose, che ovviamente non poteva che essere coinvolgente. In realtà sì, in quei 2 o 3 mesi in cui ho ascoltato Ernesto, effettivamente ogni racconto era molto vivo, sempre. E quindi ho sentito su di me sempre molto profondamente quello che diciamo in quel momento il racconto proponeva. Se era la rabbia, Ernesto la viveva come se fosse successo il giorno prima, o anche la felicità o il dolore, quindi erano veramente sensazioni fortissime, che poi al momento di scrivere mi sono state molto utili. Io quello che ho cercato di fare, questa era stata una nostra scelta, dopo aver fatto le interviste ci siamo confrontati e alla fine io ho proposto e lui era d'accordo che questa cosa fosse scritta come se fosse lui a parlare in prima persona, quindi ho cercato di fare in modo che quelle sensazioni, che quei sentimenti che lui aveva provato e che io stessa avevo sentito poi come molto anche personali, insomma, dentro di me, emergessero a seconda della fase, della vita, del racconto che stavo facendo. E quindi ho cercato di lasciare il dramma dove c'era o la rabbia dove c'era. Da questo punto di vista non cercavo di ammorbidire, equilibrare, però era nel suo stesso racconto che poi alla fine venivano fuori degli elementi che in qualche modo compensavano tutto quello che era successo, no? E quindi nella storia della malattia c'era stato poi un risvolto che era stato importante e che aveva in qualche modo come dire, compensato quella situazione. In alcune cose in realtà no, in alcune cose no, e io penso, insomma, la mia intenzione era quella di lasciare invece il suo sentimento, no? Per quanto poi di questo abbiamo discusso tanto, ne abbiamo parlato, però c'erano alcune cose che non si sono composte, non credo che siano facili da comporre, e quelle, insomma, spero di averle lasciate, insomma, vivere come Ernesto le ha vissute e come le vive. In totale però la sensazione, e forse questa è quella che viene che insomma viene da Maria, e da questo nasce la domanda, in totale però nel lavoro finito e completo il senso finale sì, quello suggeriva, proprio perché tutto questo è poi un ritorno alla casa, all'origine, e quindi è positivo. Ecco, e quindi questo c'era dentro di me, è sicuramente passato. È avvenuto tramite intervista. Io conoscevo tutti questi episodi della sua vita, tutti questi racconti me li ha fatti Ernesto durante questi mesi, 2 o 3 mesi.
in cui ci siamo visti regolarmente, stavamo a parlare per delle ore. E quindi niente, io registravo questi racconti, lo ascoltavo, a volte facevo domande, a volte lui parlava liberamente, insomma, questa era la modalità che abbiamo adottato. Quando c'erano dei dubbi, magari insomma ero in fase già di scrittura, gli chiedevo, ci vedevamo per approfondire delle cose, insomma, che non erano magari chiare, ma sostanzialmente abbiamo fatto così. Diciamolo a questo punto, ho parlato con i figli di Ernesto. Alla fine, diciamo, queste cose sono entrate nel senso che erano importanti per me, no? Per capire, insomma, e forse uscire un attimo da Ernesto, nel quale mi stavo calando. E quindi ho parlato con i suoi figli, ho parlato con la sua compagna, che è sua moglie adesso, ho parlato con la ex compagna, insomma sì. Io ci torno un'altra volta su questa cosa perché è importante. Se io ci sono riuscita a fare in modo che Ernesto parlasse è perché Ernesto racconta molto bene. E quindi io ho cercato di ascoltarlo bene e mentre scrivevo, lasciarlo fortemente entrare in tutto quello che raccontavo, anche rispetto alla conoscenza poi che ne avevo avuto in quel periodo e di quello che avevo capito di lui, quello che avevo sentito di lui. Quindi veramente è una cosa, diciamo, che è scritta da entrambi. C'è un apporto comune, non sarebbe stato possibile altrimenti con un'altra persona, ecco, raccontare nello stesso modo. E poi io chiaramente ho cercato di farmi piccola e fare prevalere quello che era, insomma, il suo racconto, la sua narrazione e anche la sua narrazione di se stesso. Però ci sono riuscita per questo. Per me, diciamo, la cosa più importante di tutte è stata il fatto che lui l'abbia sentito suo, che sia stato contento. Ecco, non riuscire a fare questo, non riuscire a fare in modo che sembrasse o comunque si sentisse che fosse quasi scritto da lui, non mi sarebbe piaciuto. Insomma, il mio obiettivo era questo, l'obiettivo fondamentale era questo.